Presidente Artico, una contestazione dall'INPS si è rivelata poi erronea, l'ha sentenziato il giudice, insomma, mal interpretata la legge con sanzioni pesanti per un'azienda. Purtroppo sì, siamo di fronte ad una mancanza di applicazione della legge, vorrei dire anche di buon senso da parte di questo sistema, di qualche dirigente sicuramente, che ha indotto purtroppo dei datori di lavoro, qui ne abbiamo una sentenza ma ne avremo anche altre, dovute al fatto di andare purtroppo davanti al giudice per farsi avere e riconoscere un diritto. Perché naturalmente, come lei citava, anche in altri casi, diciamo così, l'istituto parte subito con la presunzione di evasione, ma questo non è appunto permesso dalla legge. Esatto, la legge dice che hai evasione quando tu occulti qualcosa, ma quando tu in realtà esponi tutto e per caso hai un ritardo non è assolutamente evasione. Purtroppo l'INPS ha una procedura dove intanto manda via e sei tu che devi difenderti. Una complicazione ulteriore anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, appunto, che devono non solo districarsi tra queste procedure burocratiche, ma poi rischiano anche di vedersi affibbiato la nomea di evasori. Sì, purtroppo sì. E il fatto è che soprattutto le piccole aziende sono colpite perché hanno importi più bassi e quindi le sanzioni vanno ad una cifra che magari qualcuno dice, vabbè, piuttosto di spenderli in avvocato li pago, però questo è ingiusto e questo dovrebbero essere i dirigenti che sono pagati appositamente da parte dell'istituto a fare in maniera tale che questo non succeda. Sì, guardi, quando l'INPS ha dei problemi suoi, il consulente del lavoro lo trova sempre, in qualsiasi modo, sia per telefono sia per mail, in qualsiasi modo lo trova. Quando invece vuole adottare delle procedure di altro tipo, allora ha una via. Proprio questo, la sentenza avvalla proprio questo. Il problema è che l'INPS parte con il principio di dire tu sei evasore, ma il motivo non si capisce bene se è per far più cassa, e questo a questo punto è un dolo, è una malafede, o perché c'è un sistema che non si capisce chi dirige e chi lo mette a posto. Presidente, sono diverse le aziende che hanno questo problema, anche nel suo caso, in quello di alcuni colleghi consulenti del lavoro, a loro volta impegnati in delle cause con i loro clienti. Sicuramente ce ne sono tante perché con la difficoltà di pagamenti che ci sono in giro è per forza che si aggravano queste cose qui. In più anche l'istituto stesso che ci mette della sua, ecco, la quantità più o meno di cause effettive già depositate abbiamo notizia di una decina, ma ci saranno sempre di più, insomma, ecco, se l'INPS non cambia rotta.